Rieccoci insieme. Lascio un attimo in stand-by perché comunque ci racconterà anche cose interessanti Ivana Fogo. Passiamo invece a Paolo Righetti della CGIL, questione lavoratori, che comunque gli ha dato il là la segretaria. Allora, qual è la situazione invece per quanto riguarda le aziende che hanno aperto, per i lavoratori che hanno ripreso, ma anche per tutti coloro che invece ancora non hanno avuto l'opportunità di riprendere, o c'è stata la cassa integrazione, soldi ancora non hanno ricevuto, ci sono varie situazioni problematiche. Sì, io farei un ragionamento di carattere generale. Siamo entrati in quella che è stata chiamata fase 2, in una fase di riapertura che per noi deve essere graduale, articolata, indispensabilmente collegata alla messa in campo preventiva di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza per la salute di tutti. E noi intendiamo questa priorità non intanto in modo dogmatico o ideologico, ma perché ha un duplice effetto, una duplice necessità, quella di rispondere alle esigenze di tutela rispetto a una situazione epidemiologica che non è ancora completamente superata, che è a rischio anche di possibili regressioni, soprattutto se non si ha responsabilità e attenzione nel come si arriva a riaprire, ma nello stesso tempo è anche la prima misura di carattere economico. Se non riusciamo a rilanciare tutte le attività produttive, e non intendo solo quelle manifatturiere industriali, ma mi riferisco anche a tutte le attività commerciali, alle attività dei servizi, alle attività scolastiche, declinandole con l'applicazione delle misure più efficaci dal punto di vista del contenimento del virus e della tutela della salute, si rischia veramente una regressione della curva epidemiologica, un ritorno a una situazione di difficile gestione sul piano sanitario che sarebbe devastante per le stesse attività economiche. Sì, io lo interrompo un attimo, però c'è molta attenzione da parte del governo, anche in questa fase 2 si immaginava molto più aperta, invece estremamente restrittiva, tanti piangono ancora il fatto che non possono riaprire, quindi mi sembra che i controlli, le procedure, addirittura attenzionate con dei sistemi automatizzati in base al numero dei contagi, quindi a carattere regionale, eccetera, siano stati adottati. Il problema è riuscire a far riprendere il lavoro a tutti in sicurezza, per carità, però farlo riprendere, perché altrimenti Sì. sappiamo che ci saranno tantissimi disoccupati perché le aziende non potranno Certo, mantenerli. noi siamo stati protagonisti di questo nella fase in cui il contagio si è diffuso, dicendo si lavora solo in sicurezza, nella fase in cui c'è stato il picco purtroppo dei contagi e delle conseguenze sulla salute e dei decessi, dicendo bisogna tenere aperte solo le attività essenziali. Siamo protagonisti adesso perché stiamo sollecitando una ripresa responsabile, graduale, articolata di tutte le attività produttive, applicando e assumendo come riferimento, come è stato fatto anche a livello di legge con l'ultimo decreto del 26 aprile, i protocolli nazionali concordati tra le parti sociali per tutti gli ambienti di lavoro, ma anche per le specificità dei diversi settori come condizione essenziale per consentire le riaperture. Ci sono ancora situazioni in cui le limitazioni permangono, siamo pienamente consapevoli dei danni all'economia complessivamente che questo determina, in termini di fatturato, in termini di livello occupazionale, in termini di reddito dei lavoratori, perché gli ammortizzatori che stanno arrivando sono comunque dal punto di vista reddituale un livello inferiore alla retribuzione piena, per cui comporta parecchie problematicità anche per tutti i lavoratori e le lavoratrici che rappresentiamo, ma che sono la condizione per definire la riapertura di tutti gli ambiti, anche di quelli che per adesso sono fino al 18 maggio insomma previsti in chiusura. E lo diciamo con responsabilità
con la necessità che questi protocolli in tutti gli ambiti vengano definiti con la maggiore tempestività possibile, ma senza improvvisazioni e senza fughe in avanti. Faccio un esempio concreto, collegandomi anche al ragionamento di prima sulla contrattazione sociale e territoriale. Certamente il tema dei servizi educativi, dei servizi per l'infanzia, sono un tema centrale di questa fase, su cui forse c'è stata poca attenzione nella definizione dei percorsi di riapertura, che si è concentrata più sulle attività produttive. È assolutamente indispensabile invece definire le condizioni e le modalità organizzative per riprendere in sicurezza anche il percorso dell'offerta dei servizi educativi e dei servizi per l'infanzia. Primo, perché mesi e mesi di chiusura sono un danno per i bambini dal punto di vista educativo e formativo. Secondo, perché ci sono migliaia di lavoratori e lavoratrici che lavorano in quei settori e che sono giustamente preoccupati che quella chiusura si prolunghi fino addirittura a settembre. Terzo, perché è un elemento indispensabile per dare risposte adesso e non fra mesi e mesi alle esigenze di conciliazione del tempo di vita e di lavoro per tutte le famiglie dove i genitori lavorano in due, e mi permetto di evidenziare in particolare per quanto riguarda le donne, perché c'è la preoccupazione che con la scusa di una situazione straordinaria, emergenziale e straordinaria, si mettano in campo meccanismi che portino a una sorta di regressione rispetto al livello e al diritto delle donne e all'autonomia delle donne di essere a pieno titolo dentro il mondo sì, del le chiedo lavoro. però questo, ma non c'è un po' una contraddizione in termini stessi? Cioè, grandissima attenzione per riaprire certe attività e aspettiamo finché non si raggiunge, perché perfetto, benissimo, che le aziende siano iperstrutturate e organizzate, ed è corretto farlo, mi sta bene. Non appena però si attua il sistema di asili, anche piccoli, con riunione di minimo, ci saranno 6 bambini, minimo, perché bisognava anche vedere, e metterli dove poi tra l'altro, comunque vabbè, è ovvio che si fa da un'altra parte, si fa un danno eventuale, perché i bambini lo sappiamo che tra di loro non mantengono le distanze, quindi non sono adulti, non mettono le mascherine, poi neanche sono tenuti a farlo, si devono contaminare, si contaminano tra di loro, magari sono anche asintomatici, se la portano a casa, quindi il lavoratore che cammina a 3 metri di distanza uno dall'altro con 20.000 mascherine, maschere boccaglio, eccetera, perfetto, se lo prende dal bambino che si è messo a contatto con un altro, quindi si combina un bel pasticcio se non è organizzato quello veramente in modo serio, perché le aziende teoricamente, modello tedesco, ti responsabilizzo lavoratore, ti do gli strumenti, ti responsabilizzo, sei adulto e vaccinato, un minimo di coscienza devi averlo, ma i poveri bambini magari sono anche bravi, però poveretti non si possono costringere. Delle scuole materne è oggettivamente un problema più complesso per tutte le cose che ha richiamato, e perché è molto più difficile coniugare l'attività con la tutela della sicurezza, soprattutto rispetto a bambini che hanno un'età in cui è difficile assumere determinati comportamenti, ed è proprio questo il motivo per cui ci si sta mettendo un po' di più. In ogni caso c'è una task force che sta rapportandosi al Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale. A livello regionale la Regione ha definito un protocollo di possibile sperimentazione. Ci dispiace che non abbia coinvolto le organizzazioni sindacali, che sono tutte titolate a essere coinvolte nella definizione dei percorsi di definizione dei protocolli di sicurezza e anche nella loro applicazione, per legge, ma anche per l'esperienza e la conoscenza che hanno delle caratteristiche del rapporto con i bambini. Mi permetto di estendere questo ragionamento sugli asili e sull'importanza che hanno per la ripresa di un percorso educativo e formativo per i bambini, e nello stesso tempo per consentire una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ad altri ambiti, ad esempio il trasporto pubblico locale, su cui lì ci sono problemi grossi. Stiamo sollecitando. Ecco, questo significa avere la volontà, la faccio corta, di ripensare attraverso un confronto che coinvolga tutti i soggetti di rappresentanza le modalità sia della produzione nei luoghi di lavoro sia dell'organizzazione per quanto riguarda i servizi essenziali e in particolare i servizi pubblici. Vuol dire pensare
a una flessibilità maggiore nell'offerta dei servizi, a una spalmatura più ampia nell'arco della giornata. Ovviamente che ha anche qua un duplice obiettivo: consentire di ridurre le fasce di massima concentrazione, penso per esempio al trasporto pubblico locale, ridurre la concentrazione nelle aule, nelle classi, prevedendo più turni con meno bambini, ma anche pensando agli studenti, quelli con un po' più di età, insomma, traguardando questo ragionamento alla riapertura a settembre delle scuole, ma in tanti altri ambiti. Ecco, questa è una necessità che richiede una volontà di approfondire il tema, di trovare delle soluzioni, di programmare degli interventi e ovviamente richiede molte risorse. Quello è il problema. Su cui ognuno deve assumersi le responsabilità, dall'Europa al governo alla regione, perché anche la regione deve cominciare a pensare a mettere delle risorse aggiuntive su quelle che unanimemente si ritengono delle priorità. Abbiamo detto che questa situazione straordinaria ha fatto riflettere molti su quelle che sono le priorità della vita, della socialità, no? E dovrebbe portarci, speriamo che queste riflessioni restino anche una volta superata l'emergenza, sperando che si superi presto, e che ci porti a ridefinire modalità organizzative, produttive, di relazioni sociali migliori di quelle che sono state in questi anni. Prima avete parlato della contrattazione sociale territoriale, è assolutamente un tema importante per dare risposte a quella che sarà una crescente emergenza sociale. A una situazione di diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, dei redditi, anche nel nostro paese, che non è che abbiamo scoperto adesso, c'era già prima. Diciamo che l'emergenza coronavirus ha accentuato questi aspetti e queste situazioni, e però dovrebbe far ripensare alle scelte politiche, alle scelte amministrative rispetto alle priorità su cui intervenire e su cui destinare le risorse, ognuno mettendo il pezzo di propria responsabilità. Quindi magari anche una maggiore autonomia negli ambiti regionali, perché la scuola esula completamente, abbiamo la competenza nazionale, quando invece più volte le regioni hanno avvocato a sé questa possibilità in base alle proprie disponibilità. La butto lì, ne parliamo dopo la pubblicità, così dopo rispondere. Penso il contrario, ma comunque. A tra poco, tra poco.